Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo, di oggi venerdì 22 luglio. Ieri il sindaco Mauro Armelau ha contattato personalmente il presidente del Tribunale di Venezia, dottor Laganà, riguardo la chiusura dell'ufficio del giudice di pace di Chioggia. Nel farlo ha ribadito la volontà di tenere aperto detto ufficio prevedendo ulteriori servizi. A prova della buona volontà dell'amministrazione, al presidente Laganà è stata inviata una lettera in cui si evidenziavano le attività poste in essere a conferma delle parole pronunciate e a sostegno dell'ufficio, dalla ricerca di una figura professionale con cui integrare il personale dell'ufficio, alla richiesta di ripartire le spese dell'ufficio stesso con i sindaci di Colle di Cavarzere, richiesta disattesa per le difficoltà economiche dei due comuni, oltre alla manifestazione di interesse alla Regione Veneto per l'apertura di uno sportello di prossimità, tutti elementi indice di una volontà di aumentare i servizi ai cittadini di Chioggia e mantenere buoni i rapporti di collaborazione. Nella lettera inviata il sindaco Armelau ha richiesto al presidente Laganà di rivedere la posizione espressa revocando l'ufficio del giudice di pace che vanta una storia di 300 anni e fa una nota a Armelau nei confronti di un consigliere dell'opposizione rispondendogli, cito, che mentre qualcuno ha del tempo da perdere in inutili teatrini, un sindaco di una città come Chioggia impiega il suo tempo a risolvere i problemi della città che si incontrano giorno dopo giorno ed è quello che sto facendo dal giorno dopo la mia elezione a sindaco. La consigliera regionale Erika Baldin, allarmata dalla situazione dei fiumi e dalla risalita del cuneo salino, chiede alla Regione Veneto di attivarsi in 3 diversi fronti per mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Il tema che ha evidenziato riguarda lo sbarramento sul fiume Adige, un progetto che è giunto all'acquisizione dei pareri preventivi di tutti gli enti coinvolti. Le altre soluzioni proposte ultimamente non sono interessanti o fattibili. Ora l'Adige vede immessi 150 metri cubi d'acqua al secondo, quantità comunque insufficiente. Secondo Baldin, la Regione deve dare parere positivo al progetto proposto in modo da accelerare la messa in opera dello stesso. Propone inoltre una soluzione temporanea che consiste nell'allestire 2 draghi in modo da condurre l'acqua del fiume all'idrovora della Busiola di Calino, un progetto da 1 migliaio di euro al giorno che necessita di un investimento di 1 milione di euro. Per il prossimo futuro pensa invece a ripristinare il progetto di un secondo ponte carrabile che andrebbe a collocarsi sullo sbarramento, per il quale si potrebbero ottenere altri fondi, cosa, secondo la Baldin, agevolata dalla vicinanza politica tra i comuni di Chioggia e di Rosolina che possono fare affidamento alla filiera in Regione Veneto per agevolare la costruzione dei collegamenti e delle rampe arginali e conclude invitando i 2 enti a formalizzare le richieste per gli opportuni finanziamenti dell'opera. Sabato 30 luglio a Chioggia in centro storico si terrà la Notte Verde della città di Chioggia, una serata dedicata all'ambiente, alla sostenibilità e all'innovazione. Si tratta di un progetto patrocinato dalla Regione Veneto a cui partecipano 10 comuni della costa veneta: San Michele al Tagliamento, Caorle, Raclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Venezia, Rosolina, Portoviro, Portotolle e logicamente la nostra Chioggia. Sono 10 comuni che si presentano, ognuno di loro con un proprio progetto
progetto nell'ambito del Summit della Costa Veneta, Progetti Green Lab. In pratica ogni amministrazione comunale ha organizzato un incontro, un evento a carattere locale per presentare e promuovere il proprio progetto o la propria iniziativa legati alla sostenibilità. Le attività di sviluppo sostenibile che sono state individuate da ogni comune vogliono attuare azioni di rigenerazione vera e concreta che mettano al centro l'individuo, un modo per sensibilizzare società, aziende e associazioni per conciliare salute ambientale, equità sociale, vitalità economica e creare di conseguenza comunità fiorenti, sane, diversificate e resilienti. I progetti sono molto diversificati e quello inerente a Chioggia consiste in una serata di cui non sveleremo nulla, ma che presenterà un corso del popolo attrattivo, giocoso, creativo, divertente e inusuale, all'insegna del verde, della sostenibilità e del riciclo. Intanto, nei primi incontri propedeutici alla preparazione della serata hanno partecipato Gebis, Ascom e l'Associazione per il Verde Amico Giardiniere. Si aggiungeranno certamente altre associazioni per arricchire con nuove offerte le proposte già sul tavolo. Non ci resta che aspettare il 30 luglio. Votare per Chioggia non è complesso, è un pochino lungo, per cui ho deciso di spiegarvelo così guardando di fronte al computer, al cellulare più o meno la stessa cosa. Allora, innanzitutto bisogna trovare il sito, se non avete l'applicazione, per trovarlo la pagina corretta attraverso il QR code. Il sito è www.spiaggevenete.eu. Cliccate il sito, aspettate che il browser lo trovi, lo identifichi e andate successivamente, eccoci qua, siamo sul sito Spiagge Venete, andate sulla parte Summit della Costa Veneta, scopri i progetti Green Lab dei comuni della Costa Veneta, Summit del Mare, Costa Veneta Green Lab, e si trova davanti a tutti i 10 progetti. A noi interessa votare quello di Chioggia, che vi ho illustrato prima. Bisogna compilare un questionario con il proprio nome. Io metto sempre il mio, tanto non cambia, la provincia di provenienza, il numero di telefono e la mail. Ecco qua, si compila anche con la mail, dopodiché ecco qua la mail. Come valuti questo progetto? Bisogna trovare il progetto, quello che riguarda Chioggia, gli altri, anche se non votiamo, dopo vedete voi se ve ne piace qualcun altro, ma è meglio che votiamo Chioggia, così se arrivano dei fondi possono essere riportati sul territorio. Eccolo qua, Chioggia presenta Notte Verde, Verde a Chioggia, si vota con il massimo dei voti, il massimo punteggio numero 10, gli si dà l'ok e il voto è stato dato, per cui è una procedura molto più semplice da fare che da dire.
Sabato sera a Chioggia ci sarà un evento presentato da I Love Chioggia. Si tratta del secondo appuntamento nell'ambito Il Borgo delle Meraviglie. Titolo dell'evento 80 voglie d'estate, richiamando i favolosi e indimenticabili anni 80. Una serata che prospetta un buon afflusso di persone, anche perché tornerà a dare spettacolo il mitico DJ dello Shaker, Glenn White. Lo spettacolo è organizzato da Nicola Nicchetto, direttore artistico, il quale sta riscuotendo un successo in fila all'altro con gli spettacoli organizzati per queste serate estive che coinvolgono sia Chioggia che Sottomarina. Pescheria Cam vi aspetta sempre con gli orari tradizionali dal lunedì al venerdì, al mattino dalle 9 alle 12, al pomeriggio dalle 15 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 12:30. Gli esperti operatori della Pescheria Cam sono a disposizione per offrire il meglio del prodotto adriatico e di importazione, con la consueta garanzia di convenienza e qualità. Pescheria Cam, con sede all'Isola Saloni di Chioggia, lavora su ordinazione e prenotazione al numero 041 55 33 591. Nuovamente chiuso per lavori e interdetto alla circolazione il ponte girevole sul canale San Domenico sabato 23 dall'1 alle 4 di notte. Il divieto questa volta vale per tutti, non solo per auto e veicoli in genere, ma anche per i pedoni, le biciclette e le moto, i quali durante l'intervento effettuato nei giorni scorsi potevano invece passare. Tutti questa volta dovranno, per accedere a Sottomarina, passare per Borgo San Giovanni. L'orario di divieto va dall'1 alle 4 di mattina. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, venerdì 22 luglio, è la farmacia Al Mare in via San Marco, vi ringrazio e vi saluto e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni.